facciamo l'Africa. Sì, sono puliti, sono africani questi, cosa vuoi che abbiano? Prego. Scusatelo, è cugino del fratello, del cognato di non so chi e quindi è raccomandato. Sì, quello non mi piace, no, controlla. Grazie. Chi vuole il microfono? Allora, noi siamo in Africa, siamo per le TGS Olimpiadi e abbiamo un gioco che si chiama Mimo e dobbiamo presente buon Minescio e dobbiamo mimare, ci saranno due squadre, dovete mimare, far capire alla vostra squadra una specialità delle TGS Olimpiadi e quindi mi serve uno di voi che venga qui per ogni squadra. Ok, va bene, Fabio, Francesco. Allora, una alla volta noi adesso vi daremo una specialità delle Olimpiadi del TGS da indovinare e la vostra squadra deve indovinarla. Facciamo un esempio, siamo in Africa, oggi sarà in Africa, ovviamente non lanciamo giavellotti, potremo lanciare leoni, quindi il lancio del leone. Oppure un'altra specialità potrebbe essere 100 safari ad ostacoli o cose del genere. Tanto per capirsi, queste sono quelle facili, ovviamente a loro daremo quelle difficili. Domande? No, ok. Allora, due squadre quali sono? Da Andrea fino a Matteo? Matteo dove sei? Di là, ok, perfetto. Inizia Francesco, vieni qua. Pronto? Solo mimare, non si parla. Vai! Sparato, dai! È il rinoceronte, cosa sta facendo il rinoceronte? Vai, quantissimi pezzi? La specialità si chiamerà? Lotta tra rinoceronti, ok. 1-0. Ok. Per questa specialità serve la collaborazione di entrambi. Prego. Domina l'altra squadra. Cosa ha lanciato lui? Sì? Sì. Squadra di là, squadra 2. Non ha crisi di identità, no. Non proprio un cane. Esatto, bravi. Lancia del giavellotto al leone. Qua ci sarà da ridere. Sì. Sì. I gorilla non nuotano. Sì? No? Come sì, esatto. Nuoto sincronizzato degli ippopotami. Infatti l'ippopotamo che era uno spettacolo. Benissimo. Bravissimo. Facciamo
niente, scherma sta scorpioni.